Vediamo che fa un po' di difese, botta Fumero, cosa della quale purtroppo è recidivo. Ora viene provato a lanciare nuovamente, è un po' indietro ma ha preso il trotto adesso, ma ancora difese, niente da fare. Quindi botta Fumero abbastanza, parte molto lontano, tanto gli altri sono già a rete e la pioggia aumenta ancora di intensità. Ora botta Fumero ha preso il trotto ma è una ventina di metri. Intanto stacca la macchina. Veloce alla corda è Brina Laumar su Barnaba Baba, poi partito bene dalla seconda fila Banca Italia San, lì vicino ai primi anche Blair Witch, curva con in vantaggio Matteo Zaccarini e Brina Laumar, insiste al largo Barnaba Baba, è sempre sul punto di poter passare dopo 200 metri in 14,6, intanto la pioggia aumenta ancora di intensità. In vantaggio ora il figlio di Marajah, vincitore recentemente al debutto proprio sulla pista, davanti a Brina Laumar, poi Banca Italia San, Blair Witch che ha trovato posto quarta alla corda, intanto ha notevolmente rallentato Otello Zorzetto. 16,3 la seconda frazione, viene fuori un primo quarto in 39, cavalli sulla seconda curva, tutti in fila indiana con Blair Witch che abbandona la corda e è sposta al largo. 600 metri vanno via in 48,9, addirittura 18 sulla curva. Ha rallentato in maniera proprio drastica il ritmo. Tello Zorzetto avanza Blair Witch che si trascina Briscola Matley con Patrick Romano, al largo anche BB King dei Veltri. Frazione qui davanti alle tribune in 16,3, ora si è un po' ravvivato il ritmo. Con in vantaggio sempre Barnaba Baba, davanti a Brina Laumar, Banca Italia San, poi in corda Bohemia Chuck SM, arriviamo al chilometro, passato dal figlio di Marajah in 1,21, 15,8 la frazione della curva. Retta di là con Brina Laumar che cerca di riprendersi alla corda, all'esterno sempre Blair Witch intanto la pioggia è sempre più forte, retta di là passata in 14,8, ultima curva con Barnaba Baba in vantaggio. Poi vediamo Matteo Zaccarini secondo la corda con Brina Laumar, all'esterno Blair Witch la pioggia aumenta ancora, ultima curva passata in 14,6, retta d'arrivo, in vantaggio Barnaba Baba, prende ancora dei metri su Blair Witch Barnaba Baba viene a raddoppiare la vittoria subito sempre sulla pista, secondo posto per Blair Witch mentre finisce bene BB King dei Veltri per cogliere il terzo posto. 14,9 la retta d'arrivo, 1,18,3 la media al chilometro, figlio del primo giro molto lento, soprattutto i primi 600 e il passaggio qui davanti alle tribune, ma rivediamo l'azione di Barnaba Baba, il figlio di Marajah della scuderia Filomena Calesso di Otello Zorzetto, che coglie la sua seconda vittoria alla seconda uscita, sempre col gentleman veneto, mentre la pioggia ora è veramente fortissima.